prezzo di partenza dell'asta delle Femmes d'Alger, battuta da Christie's nel 2015 a New York, era di 179 milioni di dollari. Nel 2016 La donna seduta è stata aggiudicata da Sotheby's a Londra per 56 milioni di dollari. Il nero velo che coprì il volto nella sua camera da letto l'8 aprile 1973, nella masseria a pochi chilometri da Cannes, ove aveva trasferito la sua fabbrica, da cui uscivano camionate di tele, sculture, ceramiche, lavorate sino a tarda notte, non oscurò, anzi accrebbe il valore delle opere del prolifico artista. In Provenza, ad Avignone, era nel 1970 Pablo Picasso, alla testa di 220 quadri e 68 disegni, conquistò gloriosamente le sale del Castello dei Papi. Di questa pacifica invasione espositiva raccontiamo dei fumatori, dei musicisti, delle donne che amò e da altre avventure. Insolitamente giallo è il fumo che esce svirgolando dalla pipa curva verso un cappello verde ad ottovolante. Picasso aveva smesso di fumare 10 anni prima e la nostalgia lo rattrista. Dalla sua pipa deposta, soffiandoci dentro, possono uscire voluttuose memorie. Accenderla ad età avanzata potrebbe esplodere riversando pece nera come morte sul volto stupito. Indovinate dove ha nascosto l'attrezzo, in quale orifizio l'ha infilato, forse nell'orecchio? Accendendo la luce ed arrestando lo sgangherato movimento, è indubitabile che sia nell'orecchio. Scoperto, sbianca, storce il naso e mostra che il fornello è carico ma spento. Bella metafora dell'anzianità. Parlando d'amore, perché Picasso amò Dora, Jacqueline, François ed altri, ma in fondo importa il nome o il come? Abbracciati, danzanti, schizzati o comodamente sdraiati sul letto, sull'erbetta, seduti in poltrona, confliggendo, leggendo, meditando. Ed i suoi compagni d'avventura sono tutti moschettieri che combattono con spada per punzelle belle e talora voraci. E se ciò accade, cedono le armi e, frastornati con bastone, come vecchi se ne vanno. Noi, con loro, la chiudiamo qui, porgendo un fiore.